Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Il video di oggi parte da Gorizia, o meglio, dal confine fra Gorizia alla mia sinistra e Nova Gorica alla mia destra. Io e Piero abbiamo trovato Umberto su questa bellissima Cannondale Gravel Topstone, stupenda, montata da Dio, mentre andavamo, o meglio, mentre volevamo andare a Locqua. Ci ha sconsigliato di andare a Locqua perché, essendo in una zona molto fredda a livello di temperature, oggi siamo vestiti troppo poco. Quindi noi, da bravi ciclisti amatoriali e ciclisti da pochi anni, seguiamo il consiglio e andiamo con lui a fare un giro sempre con della salita in vista della Istria 300 della prossima settimana, ma in un posto meno freddo. Si va. Abbiamo passato il confine a Solcano, qua davanti sulla sinistra il Monte Sabotino, dove sono stato anche a piedi. Vi lascio il video nella i qua in alto a destra. Da qua in poi zone stupende fra Italia e Slovenia. Non so se ci stiamo capendo. A che posto? Spettacolo puro, bellissimo. Qui siamo sulla ciclabile che corre lungo la Valle del Fiume, zona stupenda che era sulla mia bucket list delle cose da fare in bici. Quindi oggi togliamo Locqua, lo mettiamo in stand by, però ci mettiamo dentro la ciclabile. Pollice su. Che bello, figata ciclabile. Stupendo, bellissimo. Piave. C'è un ponte? Sì? Invece andremo dritti. Ok. Qui a Piave andiamo a sinistra. Via. Bellissimo. Paninetto agrumi. Qua a destra passiamo a fianco a una vecchia fabbrica di cemento, non proprio il top a livello paesaggistico, però tutto il resto è tanta roba. Che bomba! Che posto! Figata!
lunghissimo per venire a pedalare, ma veramente non pensavo così tanto. Stupendo. Pausa a Bodrec, non so come si legge. Pausa fisiologica, cambio batteria GoPro. Da qui 1 chilometro e inizia la prima salita. Ne faremo 3. Il bello di questa stagione è il verde, c'è sto verde smeraldo, sì. Verde brillante, stupendo. Non hai quella foschia di luglio? Sì. Foschia, insomma, quell'aria. Bellissima. Quanti chilometri a questa prima salita? Allora, da lì erano 14 km fino a Cecovan. Ok. Questa avrà in tutto un 12. Ok. Stupendo. A un certo punto ci fermiamo a fare acqua, sai? Sì. Così aspettiamo magari lui. Sì, sì, aspettiamo Piero. Sì. Si divide in due e sono a metà più o meno? Circa un po' 3/4. Ok. Dopodiché avremo una discesa picchiata. Sì. Arriviamo in questa vallata e scenderemo ancora a Mosna Soci. Adesso arriviamo su e guardiamo bene gli orari perché, quello volevo. perché forse siamo un po' tirati con i tempi. Allora in questo Io, caso, no, allora in questo caso potremo modificare il percorso senza problemi e ci facciamo il ritorno dalla parte opposta. Ok. Vediamo quando siamo su. Sì, nessun problema. Oh, bellissimo il giro di oggi, ma ce l'avevo lì nella lista. Sì? Sì, tutta la parte della ciclabile sicuro. Poi devo guardare bene se questa qua è la strada che avevo visto io o meno, perché secondo me io facevo una salita che era più corta, più dura, non così tipo 12-14 km. Allora guarderò. Più avanti. Che bomba. Abbiamo fatto una piccola pausa lungo la strada, adesso saliamo ancora un po', riempiamo le borracce, guardiamo l'orologio e vediamo come chiudere o come proseguire il giro, perché con i tempi forse siamo un po' lunghi per fare quello che ci ha proposto Umberto. Cal. Non so di preciso dove siamo, ma comunque come sempre in descrizione vi lascio la traccia Strava. Buongiorno. A Cal c'è la fontana. Qui entrando nel paese, a Cal, siamo andati un po' avanti a destra dove avete visto la fontana, però poi abbiamo preso subito entrando in paese a sinistra. Qua Umberto ci dice che c'è una piccola rampa, che presumo sarà questa, e arriviamo su in quota. 14%.
spettacolo. Diciamo che dopo 58 km e 1100 di dislivello questa rampa al 13-14% la sento, però vedo scollino con panorama da paura. Se non fosse per alcuni dettagli più urbanistici e architettonici, diciamo così, sembrerebbe quasi essere in Austria. Non so dove devo andare. Non ho le minime idea di dove siamo, però figata. Sì, è Austria. Sì, Bellissimo. Se togli le case, che sono diverse fra Slovenia e Austria, veramente Austria. No, pazzesca sta strada. Meriterebbe che la filmassi tutta, veramente. Non parlo tanto perché comunque è bella pendente, tutta al 9-10% con degli strappetti mica da ridere, però spettacolare. Che belle ste zone. l'hanno già fatto. Siamo circa 850 metri di altitudine. Adesso qui scolliniamo leggermente, c'è un po' di discesa, quindi giacchetta antivento, veramente spettacolare di qua, tanta roba. Spoilerone per dopo, mi sono portato il drone, quindi dove c'è un'apertura un po' più grande, un bel panorama, faccio volare il drone. Tanta roba. Siamo di rientro sopra Gorizia, siamo già usciti dalla Slovenia, rientrati appunto in Italia. Buongiorno. Mi dispiace non avervi mostrato tutta la discesa nella bellissima valle, puntando prima Lokva e poi Nova Gorica, che avete visto nelle riprese col drone. Però adesso inizia quella stagione in cui metto la giacca antivento, devo trovare un'altra soluzione per riprendere, perché se no ogni volta devo staccare e riattaccare la pettorina, diventa complicato. Comunque qui stiamo dando le spalle al Monte Sabotino e alla Slovenia, che in pratica è la direzione verso cui siamo andati stamattina. Come vi dicevo prima, la traccia di questo giro come sempre è in descrizione, quindi potete andare a guardarvela su Strava. E devo ringraziare già adesso, ma lo farò poi anche vis-à-vis Umberto, perché questa è una delle cose più fighe dell'andare in bici. Veramente bello incontrare una persona mai visti prima. Io gli ho chiesto semplicemente dove andava stamattina ed è uscito questo giro qua, questa giornata qua. Tanta roba, molto contento. Qui passiamo sotto al Monte Calvario,
già visto in altri video, pedalato più volte. Stiamo uscendo da Gorizia, rientriamo a casa. Vieni qua, non puoi esimerti, così finisci nel mio archivio di giri in bici, non privato ma archivio. Sono tosti questi ragazzi. Guarda Giovani ma tosti, veramente. grazie mille per il giro di oggi, perché è veramente Grazie a voi. una figata. Grazie a voi della vostra compagnia. E Non è questo ancora finita, non è ancora finita, abbiamo 25 km per tornare a casa, ma ma il più è fatto. il più è fatto. Dicevo prima, e te lo dico anche vis-à-vis, che questa roba qua che abbiamo fatto oggi è una delle cose più fighe che mi piace dell'andare in bici. Bellissimo. No, ma ci siamo incontrati lungo la strada per caso. Io ti ho chiesto dove andavi, tu hai chiesto a noi che giro volevamo fare, ci ha dato un consiglio, noi l'abbiamo seguito e dopo, come hai detto tu stamattina, ti abbiamo ispirato il giro di oggi. Ce n'erano altri 10 comunque Vabbè, certo, di possibilità. aver Beh, tempo, gamba e tutto ci organizzeremo bene, dai. sarà fatto. Magari Grande Umberto, grazie a voi. grande. Proprio sai, dopo così istituzionale, privato. Di quelli che guarderanno. Grande. L'avrò detto 6.000 volte oggi, ma sono molto contento del giro, veramente. A una settimana dalla Istria 300, un bel lungo che uscirà con 110, forse più chilometri, 1.500-1.600 di dislivello, una roba del genere, veramente tanta roba ci sta. A questo punto di risparmio, il rientrone da sotto Gorizia a casa. Ci vediamo nel prossimo video, iscrivetevi col tasto qua sotto, lasciate un like se vi è piaciuto il video, un commento se volete chiedere qualcosa. Ci vediamo nel prossimo video, ciao!